Elisa Venturini, vicepresidente ANCI Veneto. Riprendiamo il tema, intanto anche per chiudere il capitolo che è molto importante, stiamo dicendo la protezione civile e i volontari della protezione civile, perché la protezione civile è fatta di, cioè dovrebbe esserci organizzazione un po' dappertutto, però anche di persone. Sì. E chi sono i volontari, come funziona l'attività di volontariato e anche poi se ci possono essere anche nuovi volontari, perché tanti poi magari quando ci capitano questi eventi calamitosi vorrebbero prodigarsi, darsi da fare, certo. però vanno a intralciare i lavori. Ma allora dicono, ma allora quando si può anche muoversi per diventare volontario di protezione civile? È un lavoro, non è un lavoro? Che cos'è? È una professione come in paesi esteri oppure qua da noi è ancora volontariato puro? Diciamo che i volontari di protezione civile, quelli che noi di solito vediamo con la divisa gialla, sono una grandissima risorsa per il nostro territorio. E sono volontari? Sono volontari che decidono di dedicare il loro tempo, la loro energia, la loro passione e anche le loro risorse alla fine per intervenire in occasione non solo delle calamità, ma comunque per dare un sostegno quando c'è la necessità, quando viene richiesto in un comune, naturalmente nelle varie fattispecie che sono previste dalla norma. Sono persone formate, perché c'è da dire questo. Il volontario è una persona che segue dei corsi di formazione, dei corsi base, dei corsi di sicurezza, poi ci sono dei corsi anche specializzati, sto pensando ad esempio all'uso delle motoseghe. Cioè noi abbiamo visto in occasione ad esempio delle trombe d'aria che ci sono state, magari dei cittadini che si sono messi a tagliare e così magari senza protezioni, senza avere la benché minima esperienza. Il volontario di protezione civile è un volontario che è comunque attrezzato, comunque vestito, che sa come muoversi perché sa usare anche la strumentazione, sto pensando alla motosega appunto con dei corsi specifici e quindi interviene e sa che cosa fare. Ed è questo il grande valore che ha il nostro volontariato, che è un volontariato formato e preparato per intervenire in occasione delle calamità e lo fa in maniera adeguata perché ha effettuato un percorso di formazione. Allora, per carità, ben venga le persone che si prodigano per dare una mano, però molto spesso rischiano perché non hanno la capacità, perché non hanno gli strumenti, perché non hanno i mezzi. Allora ben venga che ci sia appunto un volontariato che sia formato e che partecipi ed è giusto secondo me anche impiegarlo e valorizzarlo maggiormente proprio perché un volontario negli anni si forma, dedica tempo, dedica energie, fa le esercitazioni, segue i corsi in continuazione ed è giusto allora che venga valorizzato ogni qualvolta ce ne sia la necessità. Ma ci sono i professionisti di protezione civile? Allora noi abbiamo dei volontari di protezione civile e se io penso alla provincia di Padova ne abbiamo 3500, quindi sono tanti, sono presenti quasi in tutte le realtà comunali e sono persone maggiorenni fino a una certa età che dedicano appunto il loro tempo e la loro competenza nella protezione civile. E poi ci sono naturalmente delle persone che lo fanno per lavoro, sto pensando ad esempio ai dipendenti delle province piuttosto che delle regioni che si occupano di protezione civile o anche a livello statale nel Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, lo fanno per lavoro. Quindi sono dei dipendenti pubblici che si occupano di protezione civile. In altri paesi la protezione civile è organizzata in maniera diversa, c'è l'esercito che svolge magari la maggior parte delle funzioni, noi abbiamo la fortuna di avere anche un volontariato, quindi avere anche delle persone che non lo fanno per lavoro, non lo fanno per soldi, ma lo fanno semplicemente con puro spirito di servizio ed è un tratto tipico comunque degli italiani e dei veneti anche in modo particolare. Quindi nulla toglie all'efficienza, all'operatività, non si ravvede in questo l'esigenza di avere dei professionisti in questo settore? Beh, se noi pensiamo ad esempio ai vigili del fuoco, ecco, i vigili del fuoco sono dei professionisti alla fine infatti, che intervengono e intervengono quando c'è la necessità di un intervento tecnico urgente. Dopodiché, su indicazione anche dei vigili del fuoco, sono presenti sul territorio i volontari di protezione civile, quindi è un supporto ulteriore, oppure sto pensando all'antincendio boschivo. È evidente che quando c'è un incendio intervengono i vigili del fuoco, però magari non sempre ci sono tante persone, tanti mezzi a disposizione per farlo, ecco che ti arriva l'antincendio boschivo, che sono dei volontari di protezione civile preparati e formati, che su indicazioni comunque degli organi competenti poi danno una mano e danno un sostegno.
Lei che coordina, è arrivato un messaggio, vediamo un attimo prima di leggere il messaggio, il sistema del volontariato utile alla protezione civile oppure di ostacolo o sperpero di risorse umane, come disse a suo tempo qualcuno vicino alle istituzioni? Ma allora, avere delle persone, dei volontari che intervengono qualora si verifica una calamità diventa fondamentale. E ve lo dico io che l'ho vissuta, quindi non parlo per sentito dire o perché l'ho letto, ma perché l'ho vissuta in prima persona. Cioè, avere delle persone formate che ti arrivano là e che ti danno una mano rispetto al cittadino che ha buonissima volontà e che, per carità, è giusto valorizzare anche la buona volontà delle persone, infatti. però rispetto a quello che che è preparato, che ha un'assicurazione che lo copre, tra l'altro, se succede qualcosa, è chiaro che è meglio il volontario. Dopodiché, come sempre, bisogna usare l'intelligenza nell'amministrazione delle risorse pubbliche. E quindi il denaro che viene messo a disposizione per la protezione civile deve essere messo a disposizione per fare quello che è necessario e non per magari motivi elettorali oppure perché si vuole sperperare denaro pubblico. Ecco, quindi bisogna sempre, a mio avviso, fare le cose con testa e farle con una chiara finalità, che è quella di dotare i nostri volontari degli ausili per fare protezione civile, di garantirgli la formazione, non certo di buttare via risorse magari per mezzi, per strumenti che poi magari neanche servono. Assolutamente. Ecco, stiamo commentando un po' fuori onda, però è un po' il discorso è questo, c'è un momento di silenzio, no? Preelettorale, post-elettorale, siamo in una campana di vetro in cui sembra che tutto il resto non esista. E tutto va avanti bene, perché quando non se ne parla sembra che tutto vada bene, i problemi siano stati accantonati o non ci siano, cioè perché il silenzio è un po' della stampa. E secondo lei è così? E poi cosa vi aspettate se si formerà questo governo, se andrà avanti, se ci sarà una coalizione in grado di prendere delle decisioni, quali dovrebbero essere le prime a essere prese per quel che la riguarda, lei come responsabile dei comuni? Allora, se io penso ai comuni, la cosa che veramente crea difficoltà nella gestione amministrativa è la burocrazia da una parte e l'impossibilità di spendere le risorse dall'altra. Che rimane, anche se non se ne parla più, Questo resta. è un problema che continua a rimanere. La burocrazia, perché io ho visto di anno in anno, ma in questi 10 anni di sindaco, che diventa sempre più macchinoso, farraginoso, nonostante ci sia adesso il ricorso a tutta la rete telematica, se pensiamo, no? Quindi all'informatica, al fatto di trasmettere i dati, quindi dovrebbe essere tutto più rapido, più veloce. Però gli adempimenti che vengono richiesti agli uffici dei comuni, noi pensiamo anche ai nostri piccoli comuni, sono un'enormità. E quindi noi sempre con più fatica riusciamo ad individuare, ad esempio, ragionieri che abbiano voglia di mettersi nei comuni a seguire la contabilità. Perché poi anche di recente è stata introdotta la contabilità armonizzata, che non vale per lo Stato centrale, vale perché è troppo articolata, vale invece per gli enti locali che si trovano già in difficoltà e tu ti trovi a dover rispettare tutta una serie di regole, a dover cercare di compilare questionari, mandare dati. Quindi ogni volta che c'è un adempimento io vedo la mia ragioniera diventa matta perché ci sono giorni e giorni da perdere solamente per seguire la parte strettamente burocratica. Quindi anziché rendere il lavoro più leggero, proprio perché si ricorre appunto alla telematica, quindi al fatto di avere a disposizione il computer, in realtà ti ritrovi ad avere molti più adempimenti e molte più incombenze. E quindi già questo è l'aspetto che rende difficile, può rendersene conto anche un cittadino, un imprenditore che ha un'azienda, a quanta burocrazia va incontro. Voi immaginate un comune, che cosa significa? Ma il cittadino che ci ascolta, eccetera, dice, ma se per esempio una presidente, vicepresidente di un'associazione di comuni non riesce, cioè lamenta questo fatto, chi è che può in qualche modo, chi potrebbe aver titolo invece per poter segnalare la problematica nota e rinota e poter intervenire per fare qualche cosa? Perché noi nel territorio... la burocrazia stessa no, di sicuro, perché si autoalimenta in questo, per cui... Allora, noi nel territorio noi possiamo far sentire la nostra voce. Nel senso che le nostre istanze noi a livello nazionale come ANCI le facciamo sentire nei tavoli dove siamo chiamati a portare quelle che sono le criticità piuttosto che anche gli aspetti positivi che sono presenti sui nostri territori. Poi è chi si trova a Roma che gestisce la macchina burocratica che dovrebbe intervenire proprio per cercare di ridurre la burocrazia e non aumentarla.
Allora io non so quanto la parte politica, perché va sempre distinta la parte politica, c'è chi ricopre un ruolo, sto pensando, cioè una cosa è il parlamentare, o Certo, piuttosto che il ministro, altra cosa è tutto l'apparato di funzionari che assistono il ministro piuttosto che il parlamentare. Cioè, sono due cose distinte. Allora io mi domando quanto può essere incisivo un parlamentare o un ministro nell'intervenire proprio su questi meccanismi che vanno a rendere così pesante la gestione amministrativa di un comune piuttosto anche che di un'azienda. Quindi mi domando questo quanto riescano ad incidere adesso anche i partiti rispetto a quanto è stato detto in campagna elettorale. Ben venga. Esatto, no, perché adesso tutti si aspettano, per carità, non con la bacchetta magica, che però, siccome certi problemi sono stati riconosciuti, che si agisca su questi problemi. Ma chi lo può fare? Il politico a questo punto non si sa se abbia appunto i poteri, le competenze. Io faccio solo un esempio, ci sono delle leggi nazionali che pongono dei termini, non lo sto pensando anche in materia urbanistica, dove nel presentare le osservazioni allora ci vogliono 30 giorni e dopo altri 30 giorni per avere le controdeduzioni e dopo volendo altri 60 giorni per andare ad approvare il provvedimento. Allora dico, andando così tu perdi anni nel fare qualsiasi provvedimento. Allora intervenire nel ridurre i tempi, le tempistiche, anziché 30 giorni, 10 giorni. È vero che dopo corre tutto di più, però questo è già un sistema per dare un segnale, per accorciare i tempi, nel dare anche delle risposte ai cittadini. Ogni qualvolta viene adottato un atto, sto pensando ad esempio dalla materia urbanistica, giusto per citarne una. Allora è lì che si dovrebbe intervenire a livello nazionale. Infatti, quindi anche puntualmente nelle... No, ma questo sarebbe importante, tutti hanno l'aspettativa che succeda qualcosa, poi staremo a vedere. Il senso civico, prima di tutto, prima di chiedere aiuto agli altri, bisogna alzarsi dal divano e impegnarsi per offrire aiuto a chi ne ha bisogno. È quello che diceva lei, cioè essere protezione civile di se stessi in qualche modo, no? Eh sì, beh, il concetto che adesso sta prendendo sempre più piede è appunto una protezione civile attiva e il concetto famoso di resilienza, dove le persone si devono impegnare in prima persona, le comunità si devono impegnare per autoproteggersi e quindi adottare anche quelle misure che ti aiutano ad affrontare la situazione di emergenza e la calamità. E lei prima ha detto sindaco di un piccolo comune, questo è l'eterno un po' problema ancora non risolto, piccolo relativamente perché poi non è proprio piccolissimo, però ci sono veramente piccoli comuni. L'unione dei comuni, il fatto di fare della fusione di cui si era parlato, a volte auspicato, è rimasta a lettera morta, è così difficile da allora, io ho visto in questi anni che di anno in anno lo Stato ha posticipato il termine che imponeva ai comuni di unirsi. Perché c'era un termine, vero? Si diceva sempre... Di solito c'era sempre un 31 dicembre, è che è da un po' di anni, quindi viene slittato. Sì, era anche 2017. Che imponeva un po' ai comuni, oltre un certo numero di abitanti, di condividere le funzioni, di unirsi, non si è parlato ancora di fusione, ma insomma si poneva questo obbligo in termini di unioni, quindi si manteneva l'identità del comune, però si condividevano le gestioni di determinate funzioni. Se non che di anno in anno sta di fatto che questo termine non è mai stato osservato e un po' anche perché c'è la difficoltà da parte dei comuni di avviare questi processi di unione delle funzioni, perché la parte più difficile riguarda il personale, la gestione del personale, quindi non è così semplice riuscire a, se tu hai dei responsabili, dei funzionari, come posso dire, dare la competenza a uno piuttosto che a un altro, chi deve fare cosa all'interno di un comune, perché poi ci sono i diritti che hanno maturato i lavoratori, allora chi ha la posizione, se può mantenere quella posizione, se non la può mantenere. Allora diventa non semplice la gestione del personale e questo sicuramente è stato uno degli ostacoli che ha reso difficile anche i vari processi di condivisione delle funzioni dei comuni. E poi non è sempre detto che mettendo insieme le miserie tra i comuni si riesca ad ottenere qualcosa che funzioni, perché le miserie tra i comuni. Sì, perché poi molto spesso ti trovi questi comuni piccolissimi che hanno poche disponibilità l'uno e l'altro, non è che mettendoli insieme poi alla fine riesci a garantire chissà che servizio. E allora da lì c'è stato un po', come posso dire, un momento in cui sì, si è detto stiamo un po' a vedere
come si può fare per facilitare l'unione dei comuni, però non imponendola, perché vediamo che non è sempre così automatico il fatto che il comune trovi dei vantaggi o abbia la possibilità di creare delle unioni di comuni. Vedo che lo Stato sta cercando comunque di in qualche modo incentivare le fusioni con le risorse economiche, quindi cercando di dare, non lo so, per un tot di anni un contributo a fondo perduto. Anche lì ci sono dei comuni che riescono, soprattutto gli amministratori, a trasmettere ai propri cittadini la necessità di fondersi. In altre realtà invece diventa molto più difficile, quindi anche se l'amministratore magari propone la cosa, non sempre il cittadino la riesce a recepire, tanto è vero che poi nel referendum, ed è lì Infatti. un po' l'ostacolo, il cittadino tende a bocciare anche i processi di fusione. Adesso di recente c'è stato quello di Borgo Veneto, quindi Sì. i vari comuni della Bassa Padovana. Avevamo Saletto, il Megliadino San Fidenzio, San Vitale, dopo Santa Margherita d'Adige. Lì c'è stato San Vitale che si è tirato fuori, gli altri 3 comuni invece sono riusciti, hanno portato avanti questo processo di fusione. Adesso andremo ad elezioni appunto per questo nuovo municipio di Borgo Veneto. Come la vede? Ma secondo me è stata una bella operazione che è stata fatta di comuni piccolissimi, dove gli amministratori sono riusciti anche a trasmettere ai propri cittadini comunque un messaggio positivo. Ed è uno dei pochi casi che abbiamo visto in questi anni dove si è riuscito a portare avanti questo processo. Tanto è vero che di 4 comuni, 1 però non ha aderito. Quindi infatti ci sono sempre queste problematiche che insorgono. Vediamo un attimo, prima di andare in pubblicità, un messaggio che è arrivato, non sono riuscita a leggerlo, se magari la regia ce lo rimette un attimo in onda. Allora, la protezione civile parte dalla scuola, insegnare l'importanza del sociale fattivo e attivarsi per aiutare gli altri, educare sin da bambini ai valori e alle norme comportamentali, visto che ormai in famiglia non se ne parla. Giusy da Padova. Beh, questa è una grandissima verità. La scuola per tutto rappresenta un po' il banco Sì. per ogni cittadino, il banco dove uno si forma. E tra l'altro mi viene da dire, non solo in protezione civile, ci sarebbe anche in educazione civica. Sì, stavo pensando all'educazione civica, mi sa che non... Sì, la famosa educazione civica, io mi ricordo un po' alle medie, qualche anno, cioè tanti anni fa ormai, si trattava un po' la materia di educazione civica, adesso non si fa assolutamente più niente. Ed è deleterio, perché sapere i diritti e i doveri dei cittadini, capire un po' come funziona uno Stato, imparare anche un po' di educazione in senso lato non sarebbe male, e se non parte dalla scuola, perché tante volte le famiglie non sono in grado di farlo. Non hanno anche il tempo, le competenze. Sì, quindi un educatore che in qualche modo ti dia ai ragazzi anche degli input in termini appunto civici non sarebbe male, proprio per una coscienza collettiva che deve essere comunque sempre coltivata, perché noi partiamo dal presupposto che le persone siano edotte in qualsiasi campo, invece non è così, perché ognuno di noi ha bisogno di essere educato. Devono essere istruite le persone dando delle regole, delle indicazioni, quindi tutto serve, e in ogni campo noi dovremo avere sempre nel corso della nostra vita delle indicazioni che ci permettono sempre di crescere. Assolutamente. Allora riflettiamo su questo, poi affrontiamo anche altre questioni tra poco, dopo la pubblicità però.